Eder, McAllister. Giovedì prossimo è fissata l'udienza alle 9:30 a Bologna. La Procura sta per depositare 2 nuove annotazioni di polizia giudiziaria, una che riguarda la mattina del ritrovamento del cadavere di Pierina e l'altra sull'inattendibilità della moglie di Da Silva, di Valeria. Infine ci saranno integrazioni sulle perizie, quella fonica che riguarda il famoso audio della telecamera del garage che ha registrato i suoni della sera e della mattina, e anche sui cellulari di Luis Manuela, questo per rispondere ad alcune deduzioni della difesa dell'unico indagato in carcere. Mi sono chiesta chi dei due mi fa più schifo. Nel momento in cui la signora Paganelli fosse venuta da me a raccontarmi della relazione, io l'avrei solamente ringraziata e le avrei detto grazie, mi hai permesso di aprire gli occhi su una situazione che non conoscevo. Il destino di lui si scriverà probabilmente già lunedì, ma al massimo dovremo aspettare non oltre giovedì della settimana prossima. Cosa possiamo aspettarci per lui? Libertà? Ci potrebbe essere questa possibilità, ci potrebbe essere l'applicazione di un dispositivo elettronico, quindi diciamo di un braccialetto, ci possono essere diverse strade che il GIP può percorrere, quindi noi abbiamo chiesto la liberazione senza restrizioni, però è chiaro che laddove ci fossero chiaramente domiciliari la signora Bartolucci si è resa disponibile a raccogliere il marito in casa. Perché se cerchi di farti forza quando si fa sera e pensi che tuo marito è in carcere da innocente, mi viene voglia di spaccare il mondo. Non è colpa tua l'omicidio, la tua colpa è un'altra, è di quella tu quel giorno dovevi lasciarmi fare, così accadeva quello che doveva accadere. Se tu vai dal procuratore e gli dici che lui per te avrebbe fatto qualunque cosa, che se gli avesse detto lanciati dalla finestra lui si sarebbe lanciato. Arriva suo fratello e dice che Luis, quando era militare, aveva ucciso delle persone. Quindi a lui uccidere una persona non fa né caldo né freddo, cioè. Qualche tempo fa un'amica comune mi ha detto che Fulvio non stava benissimo, io invece mi auguro che tutto sia superato e che lui stia benissimo perché ho una grande simpatia per lui. Fulvio però qualche volta si scorda che la prima persona con cui lui iniziò a parlare sui social sono proprio io. L'arguto youtuber, analizzando le immagini credo di quelle che sono state riprese dalle telecamere della scuola di polizia, ha notato che dietro i vetri c'era una persona con una giacca rossa, una felpa rossa, adesso non so. E allora senza commentare, no, anzi nel titolo del video era scritto Fulvio c'è, quindi senza dire niente di particolare. E comunque si intravedeva oltre i vetri all'interno di un garage, adesso non so cosa dire, si intravedeva una persona con una giacca rossa, una felpa rossa. Penso che una felpa rossa o una giacca rossa in Italia saranno 2, forse 3 che hanno una felpa o una giacca rossa. Ma comunque, giusto per non insinuare nessun tipo di sospetto nei miei confronti, aveva posto anche in questo video che aveva fatto, aveva messo anche le foto dove sono davanti al caravan che usavo in epoche passate in campagna elettorale e una felpa rossa che avevo durante una visita a Lubiana. Quindi è uomo con la giacca rossa dietro i vetri. Una giacca rossa io ce l'avevo, cioè, quindi se uno fa 1 più 1. E queste qua sono le manipolazioni a parte, poi la storia che da un video che avevo fatto 12 anni prima aveva supposto che quella mattina del 14 dicembre del 21 Liliana fosse venuta in cava Faccanoni per parlare con me di politica. Il video a cui faceva riferimento e ha posto anche che io avevo fatto, il video era di 12 anni prima e quindi avevo anche così, avevo
parlato, avevo detto che avevo scritto poi che evidentemente io ero in Cava Faccanoni 12 anni almeno ad aspettare che passasse Liliana, e di star seduto sulle rocce là per 12 anni, non è mica uno scherzo. Provate voi a stare seduti sulle rocce per 12 anni. E allora mi ero proposto di inviargli una foto della parte che appoggiava sulle pietre per 12 anni per vedere l'effetto che aveva fatto. Così, piccoli particolari. C'è da dire poi, ma chiudo qua perché dopo la facciamo lunga, c'è da dire poi che sembra, non è certo, ma c'è anche una foto che li mostra assieme, sembra che il disinteressato e come dire, youtuber sia niente po' di meno che il nipote di Silvia Radini. Sembra. Se così fosse si spiegherebbe questa grande passione che ha, questo grande per quanto crede a qualsiasi cosa che venga detta dalla banda degli onesti, e poi porti avanti le loro teorie e tutto quel che se casomai c'è spunta qualche sospetto in quella direzione, no, per l'amor di Dio, no, e porta le storie in un'altra direzione. Qualcuno mi chiede perché sono ironico quando parlo di queste cose. Fate voi. Ho negato tante volte di essere il nipote di Silvia, ma è inutile perché poi a un certo punto lo stesso Sebastiano lo ha ammesso a degli amici suoi di quarto grado che gli hanno fatto proprio la domanda se fosse vero che io fossi il nipote di Silvia, e lui, che dovrebbe sapere la verità, ha detto che era vero, per cui a questo punto evidentemente lo sono, non so più che dire. Però Fulvio si dimentica anche tante altre cose che adesso andiamo a ricordare. Però prima torniamo un attimo a Sebastiano, perché Sebastiano e i suoi amichetti di quarto grado poi tempo fa disse che se io continuavo a utilizzare le sue interviste prendendolo in giro, lui non avrebbe più rilasciato interviste a Mediaset, e così loro mi chiesero di lasciarlo in pace, così lui avrebbe potuto continuare la sua love story con Mediaset, che però in realtà da quel momento non è proseguita molto bene lo stesso. Come avete visto, si vede raramente. La settimana scorsa è tornato a quarto grado, chissà se questa settimana ci sarà pure. E invece Fulvio ai primi tempi mi contattò e parlammo, ci sono anche dei video registrati delle conversazioni tra me e lui di circa un'ora. Al tempo pure Paola lo intervistò, se vi ricordate bene, e ci raccontò tante belle fesserie, ovvero delle storie che poi si sono rivelate col tempo un po' fasulle. Però c'è un aneddoto molto interessante che fa capire Fulvio che carattere abbia. A quei tempi Fulvio aveva un gruppo WhatsApp che si chiamava L'Osteria di Fulvio, e lì c'erano inseriti tutti i giornalisti delle TV principali, e Fulvio mi inserì in questo gruppo. Nemmeno il tempo di trovarmi in questo gruppo, mi ricordo la mattina dopo, forse 2 giorni dopo, Fulvio si sveglia dicendo: ma questa relazione tra Claudia e Liliana mi sembra una stupidata. Al che io rispondo, in quel momento ancora si sapeva poco del caso perché stiamo parlando proprio del primo mese dalla scomparsa di Liliana e dal ritrovamento, quindi più o meno gennaio 2022. E io in quel momento rispondo: secondo me dagli elementi che abbiamo non possiamo escluderla. A quel punto Fulvio impazzì letteralmente, se ne uscì dal gruppo, cambiò il nome e sparì nel nulla. Quindi Fulvio è un tipo che basta un po' contrariarlo, ma proprio poco, lui perde il controllo e va in escandescenza. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.